Concluse le indagini dell'operazione Self-Service, notificati 27 avvisi di garanzia, condotte dalla Guardia Costiera di Licata sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento, riguardanti l'operazione denominata per l'appunto Self-Service, grazie alla quale è venuto alla luce un traffico illecito di carburanti, diverse migliaia di litri posto in commercio in spregio alla normativa fiscale del settore e a danno degli operatori onesti a un costo ingiustamente agevolato. Le complesse indagini articolate sono iniziate nel gennaio del 2019 e durate molti mesi e hanno visto impegnati i militari sia dell'ufficio circondariale marittimo della Guardia Costiera di Licata, i quali, grazie a una meticolosa attività di verifica nonché ad attività tecniche di intercettazione, sono riusciti a risalire ai responsabili del traffico illecito e ai percettori che ingiustamente se ne sono avvantaggiati, distogliendo il carburante in questione dal canale al quale era destinato, ossia l'alimentazione dei motori delle imbarcazioni da pesca, per immetterlo illecitamente in un circuito di distribuzione secondario, per gli usi privati di automobilisti e di portisti incuranti delle rigide norme fiscali del settore. Quasi 30.000 litri di gasolio, acquistato in regime di accise agevolate, sarebbe stato rivenduto a terzo o destinato agli scopi più disparati, dall'utilizzo nelle automobili private a quello nelle imbarcazioni da diporto. 27 le persone indagate, tra responsabili della distribuzione illecita e indebiti percettori, che hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini con l'ipotesi di reato che vanno dal falso alla ricettazione in concorso.